È partita adesso? È partita adesso. Eccoci qua, signori e signore, buongiorno, benvenuti, ben ritrovati nel campo di baseball di Ravenna. Partita appena iniziata, Conegliano adesso si confronterà contro il Modena per la finale di questo terzo-quarto posto. Conegliano, squadra di casa, parte con la difesa, Modena, secondo battitore, il primo battitore ha già raggiunto la seconda base. Sul punto di lancio Matteo Fregonas, Santiago pronto a ricevere. Seguella in prima, Frisaccaro in seconda, Apostol in terza. Eccoci qua. Dicevamo, Modena è partito già aggressivo, siamo già al terzo battitore, il primo battitore ha già raggiunto la terza base, il secondo battitore è arrivato solo in prima, ora si prepara il terzo battitore del Modena per il numero 30. C'è vinto, non siamo a Trieste, ma che c'è vinto. Pala alta e il corridore si appropria della seconda base. Seconda e terza base occupata. Strike. C'è molto vento, la rete si muove tantissimo. Vediamo se riusciamo. Presa al volo di Lorenzo Martinez. Si è facciamo del nostro meglio. Un out. Bravo Santiago, blocca tutto. Non passa nada, non passa nada. Sta passando sempre di più sta rete, benedetta. Dovrei stare così, farò 2 ore così. Strike. Battuta buona, Apostol non riesce a intercettare la palla, entra il primo punto del Modena, secondo punto è entrato. 2 punti. Dai ragazzi, forza, bravi loro. No, niente da fare, c'è la tira troppo. Si è provata la rete e non sta ferma. Accidenti.
Oh là, finalmente, mani libere. Un pezzo di carta. Quanto sta? Due sono entrati. Sì, sì, 2 punti, un out. Palla bassa. Dai Matteo. Forza Matte. Favol. Forza Conegliano! Tutta buona. Out facile in prima. Secondo out. Primo inning, primo attacco per il Modena. 2 punti già per il Modena. 2 out. Quinto battitore. E niente, palla rimbalza, Modena entra col terzo punto, il corridore pesta la prima base e arriva in seconda. Forza Matteo, fiducia! Dai Matte. Dai Matteo, forza che sei bravissimo, dai! Fiducia! Tentato pick off. Palla mancata e il corridore raggiunge la terza base. Dai ragazzi. Quarto punto entrato. Esterno destro, manca la presa. Quarto punto entrato, finisce così il primo attacco del Modena, avvantaggiandosi già di 4 punti. Ora tocca al nostro Conegliano a battere e fare punti. Forza Conegliano! Dai ragazzi, forza!
temporale non è stato possibile disputare la partita con due cervelli, che i ragazzi ci credevano tanto, ci tenevano tantissimo, non è stato possibile e quindi si va direttamente alla finale. Se riusciamo a via la rete è abbastanza riscata. Purtroppo non riesco a mostrare la prima base, cioè o la prima o la terza. Vediamo. Ciao Paoli. Dai Davide. Dai Davide, subito! Parte Davide Apostol. Dai Davide. Forza Davide! Gol. Gol. Due gol per Davide. Occhio. Favore. Dai Davide, dai! Strike. Due ball, due strike per Davide. Forza Davide! Fiducia! Dai Davide, vamos! Vamos! Favore. Ci sei Davide, dai. Ci vuoi poi quella diretta su YouTube? O qua in diretta, qui, meglio ancora. Ball. Punto pieno per il nostro Davide Apostolo. Per chi non può essere qua. C'è il canale del Conigliano? Vai. Sì, esatto. E così Davide Apostolo si toglie la chincaglieria per raggiungere di diritto la prima base su ball. Vai Lorenzo. Martinez, palla intercettata e Ari è out, non riesce a raggiungere la prima base.
gol. Dai Pippo. Dai Pippo la battua, dai Pippo. Battuta, bellissima, altissima, levissima. Caspiterina intercettata. Questa è corri, Davide a posto. Arriva a casa base portando del Conegliano il primo punto, presa caro, out grazie alla presa su rete, al filo della rete dell'esterno destro. Adesso è bello. Si prepara Seguella, Nicolò col numero 19. Forza Nicolò, facci sognare! Campo vuoto, swing a vuoto. Dai Nico. Forza Nico! Altissima. C'è un forte vento, altissima, purissima, levissima. Sì. Battuta bellissima. Cade in terra buonissima. Dietro all'esterno sinistro e Seguella raggiunge la seconda base. Pronto per battere Fiorenzo Matteo. Matteo ieri ci ha fatto sognare con un bellissimo fuoricampo, vediamo se anche oggi riesce a applicare la magia. Battuta bellissima, tocca a terra buona, intercettata dal seconda base, out facile in prima. Si chiude così il primo attacco del Conegliano, punteggio attuale 4-1 per il Modena.
Santiago, bellissimo strike, girata a vuoto per il numero 38. Continua così Santiago, bravo! Secondo swing, secondo lancio, secondo swing. Terzo swing, strike out, e il numero 38 torna a sedersi in panchina per lasciare spazio al prossimo compagno. Perfetta! Bravo Santiago! Due strike. Bella, bravo! Secondo strike out. Grande Santiago. Ottima prestazione. Bravo, bravo Santiago. Bravo Santi! Un buono strike per il terzo battitore del Modena. Fa ball. Bravo Davide, forza, blocca tutto. Alta, alta. Niente, tocca a terra. E il corridore giustamente raggiunge la prima. Prossimo battitore. Numero 73 per Modena. Dai, dai Santi! Battuta bellissima, ma non intercettata, cade in mezzo, chi la passa, chi la prende, chi la do, questa mamma e opla e Matteo Fregonas intercetta la palla, ma il corridore non riesce ad arrivare salvo in terza. Si conclude così, per nulla di fatto per il Modena. Permane il punteggio attuale 4-1 a favore del Modena. Meno di 10.000, è tanto, tanta roba. Se vedessi il tabellone riusciremmo a seguire il terzo e il quarto e il primo e il secondo.
Santiago. Santiago. Punto a battere. Gol. Secondo gol per Santiago. Passa. Terzo gol per Santiago. Dai Finn! Dai Finn! Dai, dai, dai! 3 gol e uno strike. Per il nostro Santiago. Quarto gol e Santiago raggiunge la prima base. Pronto a battere. De Marchi Pietro. Numero 61. Dai Pietro, sarà la tua, Dai Finn! Attenzione, rubata in anticipo, out, pesa il volo e Santiago è partito troppo presto. Ai ai ai, due out, doppio giro. Ai ai ai. 2 out Dai Andre! in un colpo solo. Prego Nassa Andrea. Dai Andre! Out fatto dal seconda base. Andiamo Finn! Swing. Dai Andre! Battuta e tocca a terra e opla, ce l'ha fatto Andrea, ce l'ha fatta, sì. Bravo Andrea, bravo! Sì, l'arbitro chiama salvo. C'è stato un momento di confusione. Vabbè, pronto, prossima in battuta Edoardo Dai Cescone. Edo! Strike. Bravo Finn! Presa di punta ma fa ball. Forza Edoardo. Dai Edo! Gol. Battuta bellissima, cade dal guanto e niente da fare, non ce la fa Edoardo per un soffio, out in prima. Niente da fare, si conclude così questo attacco contro Legnano con nulla di fatto. Dai ragazzi, forza! Ci prepariamo per il terzo inning, partita molto veloce.
giocatori che si stanno schierando, vediamo la difesa. Forza Davide, blocca tutto. Forza dai. Dai, dai. Ok. Vediamo insieme la formazione della squadra del Conegliano. Sul monte di lancio con numero 20 abbiamo Santiago, catcher, Davide Apostol. Vediamo il diamante in prima, Seguella, in seconda Prisacaro, terza Fregonas, Matteo, interbase Martinez, Lorenzo. Concludiamo con gli esterni, esterno sinistro Fregonas Andrea, al centro no, è Gabo, esterno centro Gabo, e concludiamo il giro con Papa Braia. Bravo Davide, ci hai provato? Due strike per il numero 30. Strike out! Bravo catcher! Opla intercettata da Martinez e con una spaccata atletica Seguella si allunga e elimina il battitore che non raggiunge il primo sacchetto. Out, campo vuoto, il numero 50 del Modena si prepara. Swing. Vai Santiago, continua così. Vai Santi, continua così. Bravo. Due. Intercettazione. No, perché toccarlo? Passiamo alla palla a Seguellino che in prima comodo comodo, non vuole spostarsi, e così si conclude l'attacco del Modena. Anche qua per nulla di fatto, permane comunque il punteggio 4-1 per il Modena. Ora il Conegliano deve farsi valere e puntare a battere e fare punti. Riprende il line up.
Lorenzo! Vamo Lorenzo! Si te quiere divertir. Sì, ma basta. Dai Lori, dai Lori. Anche Davide. Meraviglioso, doppio di Martinez, Apostol. Dalla seconda raggiunge la terza. Adesso, dai. Ha puntato verso casa ma ha preferito non rischiare, ha fatto bene perché il Modena ha fatto un gioco veramente veloce. Infatti la palla era pronto ad aspettare Davide, ha preferito rimanere in terza. Audace decisione del tecnico Pisacaro. C'è l'impianto il telefono, si sta sempre più smusciando. Spero che arrivi fino a battuta che punterò. Vediamo se riesco a spostare bene il telefono. Pippo, gioca di testa, Pippo. Perfetto, contatto! Buca, seconda base e Davide Apostolo porta a casa il secondo punto, terzo punto Lorenzo e niente, Pisacaro ha tentato il doppio ma non ce l'ha fatta, Pippo, va bene, vai. Va bene Pippo, bravo! Prima visita per il Modena, punteggio attuale 4-3. Dai. Subito dopo il lancio dopo una fatta. Era questo. Dai Nico, attacca subito. Dai Nico. Vai Nico! Attaccalo Nico, attaccalo. Primo strike per il nostro seguellino. Interna Nico. Interna Nico. Bellissima! Palla mancata dall'esterno destro, Seguela pesta prima e arriva in seconda. Bravo!
Bellissimo doppio per Seguella, chiede tempo per sganciare tutta la chincaglieria al manager. Protezioni, paracalli, Dai Matteo, portaci la pelliccia, palla. giubbotto. E avanti. Dai Matte. Matteo Fregonasso pronto a battere. Vai Matteo! Che sforza Matteo! Detto Nico. Che c'è manca la presa e Seguella approfitta della situazione per arrivare in terza. Favol. Dai Matteo. Dai Matte, basta toccarla, dai Matte. Cosa ha detto il giusto? Andiamo avanti. Bella Madonna. Dai Matte, dai Matte. Bellissima. Favol. Secondo me è Diamante che storto. Vai Matte, dai. Ricordiamo che abbiamo Seguella in terza. Arbitro chiama Joker. Palla bassa e Seguella approfitta e rallenta perché La foto posso vedere. parità. Parità. 4-4. Non so, Seguella sembra che abbia fatto come quando la mamma dice non entrare che ho appena pulito per terra. E fermo. Alta. Dai Matte. Pieno. Vai Matte. Molto pieno per Matteo Fregonas. Un out. Strike out per Matteo Fregonas che torna a sedersi in panchina e lascia spazio Ma non avete la borsa? a Santiago. Battuta bellissima, tocca a terra, rimbalza, intercettata dall'interbase, niente da fare, terzo out. Santiago non riesce ad arrivare, salvo in prima. Intanto punteggio di parità. Si conclude così col terzo attacco con grandi emozioni, punteggi e parità. Adesso comincia la quarta ripresa. Vediamo se riusciamo a aggiustare un po' la ripresa perché qua stiamo scendendo sempre di più col telefono. Ma come sei con la corrente, eh? La corrente bene, abbiamo al momento 10 persone collegate, ringraziamo tutti quelli che ci stanno seguendo. Allora, mannaggia, come faccio? Ciao, che cosa è venuto? Sì signori, siamo invasi dalle nutrie, una roba non brutta di più. Vuoi che vado Un bel bastone ma lungo e se no mi tocca spostarmi. Rosso, vuoi venire qua? Che sei proprio dietro a... No, mi serve... No, devo fare paravento così. Ah, E se no mi tocca spostarmi. Non è che da qua cioè, almeno si riusciva a vedere. Vabbè, sarà che le famiglie da casa gireranno il telefono. Ecco, così il campo è dritto. C'ho più
più sabbia sul telefono che sul diamante. Forza Davide, blocca tutto. Dai Santi, dai Santi! Dai Santi, forza dai! Meraviglioso Santiago, bravo ragazzo. Strike! È così. Bravo Santiago, forza! Io in mezzo alle nutrie con la palla non la vado a prendere. Guarda, basta che ci passino le palle per finire la partita. Sai che ce l'avessi sotto. Dai, dai, Terzo Santi. ball. Quarto ball. Quarto ball. Andiamo Santi! Dai, Santi. Ball. Vai Santiago. Costa City non tempo. Vai Santiago, continua così. Bunt. Copertura, auto in prima. Bravi. Bravi raga! Bel bunt. Base al punteggio hanno già decretato le finali. Fammi parlare. Strike. Bravo Santi! Bravo Santiago. Primo lancio, primo strike per il numero 38 del Modena. Ricordiamo il punteggio attuale 4-4, Modena, Conegliano, parità. Un inizio un po' sofferto, ma Conegliano ha recuperato e ha pareggiato. Vediamo
Swing! Bravo! Sentite come la squadra incoraggia il compagno. Dai Santi, ancora uno. Battuta buona, non intercettata dall'interbase. E Modena avanza di un punto. Punteggio attuale 5-4 per il Modena. Un out, prima base occupata, numero 18 per il Modena, pronto alla battuta. Tira aria, ma c'è una cappa di umidità. Strike. Bravo Santi! Swing. Bella! Bella! Esterna, non gli è piaciuta. Due out. Va tutta buona. E arriva il terzo out. Finisce così l'attacco del Modena, la parte alta del quarto inning, punteggio attuale sempre 5-4 a favore del Modena. Vediamo adesso se Conegliano riuscirà a distaccare questo punteggio mettendo questa benedetta palla in gioco, e chi lo sa, magari qualche fuoricampo, vedere dei numeri, vedremo. Vediamo se riusciamo. No? Le gelatine, sì. Sì. Perché il zucchero veloce è Io non riesco a vedere bene. Se stesse così sarebbe perfetto. Dovrei stare così. Un'ora di gioco, un'altra ora così. Verrà la tendinite.
a mollare. Tira, tira. Però dopo è che dopo si distacca dalla rete, ma per mettere un elastico. Vai Brian! Vai Brian! Papa Brian. Anche Roberto. Strike. Secondo strike. Battuta bellissima, buona. Non intercettata dalla terza base, l'esterno sinistro, prende la intercetta e Brian scivola, raggiunge la seconda base. Si prepara. Prego Nassa, Andrea. No, il dito! Signori, lo facciamo per voi che ci seguite da casa, ci stiamo rimettendo i tendini delle dita per incastrare questo telefono benedetto. Quindi, tornando a noi, prego Nass, Andrea, Papa Brian seconda, va, buona, bellissima! Accidenti! Perché pensavo fossi foul e invece era perfetta, caspita, ha corso questa palla sul filo della linea di foul. Bravo Andrea, caspiterina, più fiducia. Non doveva guardare ha perso quella frazione di secondo perché guardate E niente, Sì! dove è andata? bella! E Gabo, un bellissimo lancio che arriva Bravo Gabo! Bravi! a ridosso della rete. Bravo! E intanto Papa Brian tocca il piatto pareggiando. Gabo, visita. Ero convinta che fosse dietro, non è che potevo tempo a vedere chi era. Aspetta. Niente commenti volgari, siamo in fascia protetta. Dove sono le ragazze? Le prendo io. A quanto pare cambio della batteria per il Modena. Le due vagabonde. Ah, mi può dappertutto. Allora. Nelle competizioni sportive di solito ci sono le ragazze ombrello, non puoi dire Margherita, io faccio la ragazza rete, ragazza. Allora io lo tengo. Come le piadinerie ieri sera. Ragazze, la piadina è pronta. Grazie per la ragazza. Metti... ma non voglio stare seduta. Ah, dell'ombra? Tra l'altro mi sono anche vestita, non so perché piove. Vero? Era davanti a casa la sua, Penso che quando puliscono il piatto con la spazzola, con la La Nimbus scoppetta, 2000. la Nimbus 2000, esatto, l'unico momento dove i ragazzi in netta. Ci vuole mettere neanche i neon. No. Se vuoi, esatto, come le piste di atterraggio. Questa era Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da casa. Un sentito saluto speciale al nostro presidente, a tutti i nostri sponsor, ai nostri coach, ai genitori, a tutti quelli che ci conoscono, che ci sostengono, ci sopportano e supportano. E anche alla rete che ormai tra poco. Vesti che altro catcher, tutto l'ambarada. Insomma, non è facile.
sempre nel line up con Davide Apostol alla battuta. Strike e Gabbo scivola. Gabbo scivola. Errore di tiro. Errore di tiro del catcher in cui terza base manca la presa. Di conseguenza Gabbo ha preferito approfittare della situazione portando giustamente il punto del vantaggio per il Conegliano. Punteggio attuale 6-5 per il Conegliano. Battuta di Davide Apostol, lunga, alta e fuori. Fuori campo! Fuori campo! Oh mio Dio, sì! Bravo Davide! Home run! Fuori campo! Quieto mare! E ho quinto mare! Continuiamo il gioco. Lorenzo Martinez alla battuta. Non sono tagliata per questo lavoro, non posso, non ce la posso fare, non posso fare questo lavoro. Battuta alta, presa di manico, esce e intercettata, accidenti al volo dal terza base al volo, accidenti. Lorenzo è appena arrivato. Filippo presa a cara. Filippo presa a cara la battuta. Ball. Strike. Fa ball. Anche per i nostri amici da casa. Salutiamo il nostro ricevitore del Modena. Che belli e bravi sti ragazzi, tutti quanti. Considerate che sono fuori casa ormai da 3 giorni. Hanno mangiato come coccodrilli, mamma mia. Siamo al posto giusto. Ma siamo al posto giusto. Andiamo Pippo, andiamo Pippo! 2 ball, 2 strike per il nostro Dai Pippo, Filippo. dai Pippo, andiamo, andiamo! Battuta, bellissima rasoterra e niente, non ce la fa e non raggiunge la prima base. Termina così l'attacco del Conegliano. Ricordiamo ai nostri amici da casa il punteggio 7-5 a favore del Conegliano. Dovrebbe essere quinto inning. Ho finito il foglio, capovolgiamo la pagina. 7-5 Conegliano, partita in svantaggio, walk off, ha superato il Modena. Vediamo se continua a mantenere alta la difesa. Vediamo ora chi lancerà. Vedo che questo povero condannato accompagnato al patibolo dal manager con una mano sulla spalla e gli ha fatto meraviglie. Seguella sul monte di lancio, scende Santiago, lo ringraziamo perché ha veramente lanciato magnificamente, è stato veramente molto bravo, e Santiago si sposta in interbase. Non è ancora chiaro il cambio della batteria, attendiamo i lanci di riscaldamento del nostro nuovo ricevitore e lanciatore. E una volta schierati rivedremo insieme la formazione.
battuta, la mazza vibra, il battitore del Modena raggiunge la prima, ha fatto un rumore, sì, non senti un rumorino metallico. Non poteva essere che il nostro Filippo Pisacaro prima. Dai Nico! Manager del Modena comunica segnali, para la lambada. Vai Pippo, chiudi la Dai Nico! Gioco con Davide. Occhio! E la Madonna. Santo cazzo. Mancato possesso, Santiago ha perso la palla, ha perso la palla, è stata una bellissima azione rocambolesca, però si sono capottati, la polvere si è messa in mezzo tra di loro, le gambe e le cosce si sono intercolate e niente, mancato possesso. Bella azione, comunque bella giocata, bravi, bella giocata, bravi così, forza ragazzi, dai! Dai Conegliano! Madonna. Chiuso! Non ha... No, ma se non ho visto! Non ho visto! comandante. Non ha chiuso, eh! Non ho visto! No play! No call! Ludovico, chi è? Mantenete la calma! Andiamo raga, andiamo! Dai Nico, vieni qua! Vai Davide, comanda Davide! Tranquillo Davide! Aiutalo! Strike! Non c'è assistenza! Lancio corto, non importa. Va bene, forza ragazzi! Adesso... Sì, dai Nico! Mi sposto. Vai Nico, vai Dai Nico! Anche se caldo Nico! Se non la prende... È dentro! Parità, Modena, Conegliano 7-7. Partita Dai veramente raga, combattuta. ricominciamo! Dai, Siamo lì, andiamo! Forza ragazzi, continuate, dai! Andiamo, dai! Avete fatto bene fino adesso, continuate, dai ragazzi! Dai Santi, ricomincia! Dai ragazzi! Dai, tranquilli! Dai Pippo! Vai Davide, vai Davide!
Dai Nico, bene lì. Pensa a casa. Forza Nicolò. Tranquillo Nicolò, va bene. Dai Nico. Torna in zona. Dai Nico. Uno alla volta, Nico, dai! Conto pieno. Nico, chiudilo. Dai, Nico! Bel Modena, supera il Conegliano di un punto, 8-7. Non è finita, forza ragazzi, dai! Qua Nico. Mantenete la calma e la concentrazione! Mentally! Testa, forza ragazzi, dai! Vieni, Pippo! Swing. Strike out. Ah. Ho contato uno strike in più, allora adesso è pieno. Dai Nico. Non si vede niente. Ah ma mi sono perso un po'. Ho sbagliato riga. E quindi due strike. Sto qua è buono, 2 strike. Dai Nico. Dai Nico, bene lì. Non ho capito. E la palla andò a trovare le nutrie. Dovremmo inventarci anche noi un balletto stile segnali. Dai. Dai Nico. Ci ha provato, ha un bel braccino. C'ha un bel braccio. C'ha riso. Minore che arrivo nella piazza. Non arrivo neanche qua quando Dai Nico, tielo là, Nico, Ciotto la tielo là. Dai Nico, dai. E il numero 4 del modo torna a sedersi. Ormai ho perso il conto, ho perso il filo. 2 auto, ci siamo. Non so, mi sono perso. Sono andata. L'ho chiamato? Non abbiamo neanche un Ludovico in squadra. Fa ball. Dai Nico, tielo là.
Bella partita, bella attesa, tirata, cioè ragazzi qua ci stiamo rincorrendo dietro col punteggio, veramente, anche con le azioni. Dai Nico, Bravo! non mollarlo! Esatto, bravo! Bravo Nicolò, bravissimo! Sei bravo, continua così! 2 strike per il numero 3. Ma che bello sto ricevitore. Dai Nico, non mollarlo! Due out per il Modena, punteggio al momento sempre 8 per il Modena, 7 per il Conegliano. Orca! Aia! Nono punto! L'arbitro chiama terzo out. Out, dai, andiamo. Contestazione aperta, il Modena non è d'accordo, cerca di far prevalere le sue ragioni e niente, l'arbitro non si piega, rimane fermo sulla sua decisione e conferma il terzo out. Ma perché non è arrivato? Insieme a Petaroso. Conegliano adesso si prepara a entrare in campo per l'ultimo attacco. Compro le faccia. Compro le faccia. Segue la Nicolò, la battuta, primo lancio, Subito, Nico, primo attacca, ball. attacca. Battuta in fa ball. Il manager Seguela ha tentato di prendere la palla a mano nuda ma non ce l'ha fatta. Un ball, uno strike. Fammi una sculata. Sta vespa. Buon occhio Nico. 2 ball e uno strike per Seguela. Vai Nico. Dai Nico, la tua, solo la tua. Dove è andata? Putrie. Utrie. Conto pieno per Seguellino. Tranquillo Nicolò, dai, mantieni la calma, la concentrazione. È un gioco, divertiti, forza. Salutiamo tutti gli amici da casa che ci stanno seguendo. Ragazzi, abbiamo finito le palline.
pieno, esatto. 3 ball, 2 strike per Seguella. Aia, pop alto e intercettata dal terza base. Dai Igor! Dai Igor, forza! Pronto a battere Igor Skoric. Dai panchina! Swing. Dai Igor, tranquillo! Divertiti! La tua Igor! Secondo strike. Dai Igor, solo la tua Igor! Gira quella mazza! Se le bea, Leo Meo. No, bravo, buon occhio! Accidenti. Igor, la tua, sei bella, dagli! Vai, vai! Palla persa! Palla persa! Palla persa! Palla persa! Sì, fermala, fermala! Out. Cazzo. Era toccata. Sì, ma era dentro al campo invece che da fuori. Esatto. Doveva toccare e uscire, invece lui è rimasto dentro e staccato. Vabbè. Dai Santi, tocca a te! Dai Santi, che è facile, dai, non lancia forte, dai Santi! 2 out. Sentite il dugout. È uguale a quella di prima. Dai Dai, Santi, Santi! dai Santi! Fa ball. Dai Santi, non mollarlo! Dai Santi! Dai Santi, non mollarlo! Dai Santi, tranquillo! Bravo Santi! 2-2. Dai Santi, dai che lo sai fare, Santi! Ehi, no. No, è presa al volo dall'esterno sinistro. E finisce così, finisce così. Finisce così. 8 per il Modena, 7 del Conegliano. Si conclude così questa partita, la finale per il Conegliano di questo torneo di Ravenna. Ora i giocatori si schierano per il saluto. Conegliano porta a casa il 4º posto di questo bellissimo torneo. Complimenti ai ragazzi, sono stati veramente bravi, veramente molto molto bravi, hanno giocato, si sono impegnati, sono cresciuti, hanno imparato, avranno anche sbagliato, ma hanno imparato tanto e per loro è stata una grande esperienza, portano a casa un grande bagaglio di esperienza. Complimenti a tutti quanti, bravi, bravi, bravi tutti quanti, bravi. Un sentito ringraziamento a tutti quanti, non dimentichiamo di ringraziare i nostri tecnici, i manager, dirigenti accompagnatori, tutti quanti, anche l'organizzazione, gli organizzatori, tutti quanti, veramente. Il pubblico. Non è finito! Cosa stanno facendo? Un momento. Suspense. No!
punteggio? Adesso sì. Vabbè, comunque, signori, amici da casa, ringraziamo tutti quanti i telespettatori. Lasciamo lo saluto, lo vedremo un'altra volta. Vi manderemo una cartolina. Adesso vado a recuperare la pala del home run, che è là che mi guarda. Vedrò di recuperare qualche scalcherò, mi castrerò. Va bene? Comunque, non ho capito. Cioè, manca. Sì, ringraziamo tutti, salutiamo tutti quanti. E meritata birra a tutti quanti. Ma che ne so? Ma che questa cosa? Ma non ho capito. Ci salutiamo, sì o no? Sì, boh, perfetto. Abbracci a tutti. Finisce qui. Un saluto a tutti quanti da Ravenna.